Signora Zaia, che effetto fa tornare in regione, in questo caso da consigliere? Ma assolutamente la considero una cosa, un privilegio, visto considerato poi i voti che ho avuto dai Veneti, 203.054 preferenze, non è poca roba, sono quasi tre stadi di San Siro pieni. E direi che mi sento la responsabilità di rappresentare fino in fondo le istanze dei Veneti, che hanno assolutamente grandi aspettative da questa amministrazione. Quel cartello lo incornicia quest'ultimo del numero delle preferenze. Beh, c'è una stanza piena di cartelli corniciati. No, a parte le battute, è stata per me una bella soddisfazione, perché dopo 15 anni e 7 mesi di mandati, in un mondo nel quale la garanzia ti scade dopo 24 ore, ritrovarti i cittadini che ti mostrano così tanto calore e vicinanza è sicuramente una bella soddisfazione. Cambia ruolo, ma la responsabilità resta la stessa? Ma guardi, tutti noi amministratori abbiamo responsabilità, le cose si fanno seriamente, glielo dice uno che ha fatto il consigliere comunale in maggioranza e anche l'opposizione. Noi quando amministriamo per il bene dei nostri cittadini, quindi se non è così vuol dire che lavori male. Però continua a sentirsi a gran voce il suo nome per quanto riguarda la possibile candidatura a sindaco di Venezia. Ma sai, questa è una delle possibilità che leggo sui giornali, il sindaco di Venezia piuttosto che il presidente dell'ENI, le supplettive, il ministro. Ad oggi non glielo so dire, ad oggi sono impegnato qui in regione, mi concentro sul lavoro di consigliere e penso che abbiamo un bel progetto da portare avanti con maggioranza e opposizione. Però l'ha definita un'idea romantica, se ho letto bene alcune sue interviste, quella di diventare sindaco di Venezia. Beh, la Venezia è la città più bella del mondo, quindi non può essere un'idea romantica, visto e considerato che Venezia ci rende orgogliosi che sia in Veneto, che sia la nostra capitale. Venezia è storia, sono 1100 anni di storia, Venezia è la Repubblica Veneta, Venezia è unica nel suo genere, non c'è un cittadino del mondo che non nasca, che non pensi di vedere Venezia prima di morire, e penso che questo plus in più che ha Venezia non ce l'ha nessun'altra città del mondo. Quali gli spunti che potrà dare a questa giunta Stefani? Ma guardi, ha una bella amministrazione, una bella giunta. Io posso semplicemente essere a disposizione, come lo è qualsiasi collega consigliere, nella dimensione in cui tu porti la tua esperienza. Quindi Alberto Stefani, presidente Stefani, sa benissimo che se ha bisogno io ci sono. Porto ovviamente un bagaglio e un'esperienza di 15 anni e mezzo che non è poca roba. Visto considerato che facciamo prima con degli amici dei conti, ho avuto sicuramente molti momenti di gioia, ma abbiamo avuto anche molti momenti dolorosi, perché ho avuto alluvioni, terremoti, il Covid, insomma è accaduto di tutto durante questi 15 anni e mezzo. C'è qualcosa che le manca di questi 15 anni che si chiudono? Ma guardi, nulla, perché comunque nella vita, lo dico sempre, l'ho anche scritto in un libro, bisogna imparare a relativizzare e a prendersi meno sul serio, e soprattutto capire che tutte le cose hanno un inizio e una fine.